Cominciamo a farvi vedere come puliamo queste monete. Abbiamo messo questo liquido qua. Andiamo a prendere la nostra matitina a pagliuzza. Abbiamo tolto, perché ha un grande pennello, è venuta bene veramente. La ringrazio tantissimo Vedi, poi perché vedi. dopo metteremo anche il nostro amico a pulire le monetine. Che dice? Amici, Amici follower, ma soprattutto amici, siamo qua in compagnia del nostro amico, amico followers, Sì. grazie di esserci venuto a trovare. un uomo tutto di un pezzo, che ci spiegherà come eseguire perfettamente tutte le pulizie. Perché lui faceva il pulitore di monete, È anni fa. rimasto statico. Sì. Siamo pronti per pulire? Via. Pronti? Pronti? Amici follower, ma soprattutto Amici, oggi ci collegheremo in una puntata straordinaria con Dan.Nick, famosi youtuber che puliranno delle monete, ci mostreranno delle tecniche assolutamente speciali, mai viste oggi, e ci andremo a collegare con loro fra 5, 4, 3, 2, 1, a voi la linea! Ringrazio Daniele Mentana che ci ha dato la linea. Cominciamo a farvi vedere come puliamo queste monete. Oggi puliamo questa monetina qua, francese, giusto? sì, Adesso andiamo così dicono. a metterla nel nostro apposito fermamonete. Abbiamo fatto un paio di video su questo, giusto socio? Sì. Perché ce l'avete chiesto in tanti e noi Esatto. esaudiamo i vostri desideri, qualsiasi è. Ricordatevi sempre, noi veniamo anche a casa vostra, lo so, senza impegno. Andiamo avanti. Allora, innanzitutto, come prima, andiamo a prendere la nostra matitina a pagliuzza. Dopo aver messo il nostro liquido sopra che ha sciolto un po' le incrostazioni, andiamo ad agire con il nostro spazzolina, quella da cucina, per capirci, vedete, abbiamo tolto un po' di impurità, vedete? Abbiamo già tolto un pochettino di impurità e adesso andiamo a dare una piccola spennellata con il grande pennello, perché a un grande pennello ci vuole una grande moneta. Se non avete visto il video dove l'abbiamo trovata, il mio socio ovviamente la metterà in descrizione. E posso fare una cosa, socio? Prego. Ne approfitto di questo angolito che mi ritaglio per ringraziare tutti quelli nuovi che si sono iscritti, i vecchi iscritti, e abbiamo notato che le nostre amiche stanno aumentando. Sì, Ho le visto? ringraziamo tutte. Grazie, un bason! Un bason a tutte le nostre amiche follower e una stretta di mano ai nostri amici follower. Poi andiamo a prendere questa qui, fatta a punta, non rovina la moneta, ma va a togliere un attimino le incrostazioni dell'ossidatura. Qua non vado neanche a schiacciare tanto perché ho paura appunto che vengano via non solo le incrostature ma anche i pezzi di moneta. Un'altra passatina tanto per con l'abrasione, con la matitina abrasiva. Vedete come già luccica? Vedete? Sì. Il mio socio vi metterà la differenza, no socio, tra il com'era e il com'è Sì. è diventata. Molto bella. Adesso andiamo a prendere la nostra matitina. Per essere una monetina che ha i suoi anni, perché leggiamo qua 1922, quindi ha 100 anni socio. Sì. Moneta francese, quindi non italiana. Allora proviamo adesso ad andare con l'altro attrezzino, vedete questa qua che è la puntina fina, andare a toccare più di tanto non conviene, che andrei più a fare danni, andrei più a rovinarla piuttosto che ripulirla, ok? Quindi direi che possiamo anche questa qua lasciarla così, che è già venuta bene. Diamo una piccola altra passata, altra lucidatura. Allora, questa matitina qua è fortissima perché appunto va a togliere le prime incrostature. E quella con la paglietta? Con la paglietta di questo kit è che è fatta a matita, quindi riesci anche a Lavori spingere, meglio. esatto, lavori meglio, riesci a spingere un po' di più con la forza piuttosto che con le dita e con la paglietta, ecco. Allora, diamo un attimo una biancata così con l'acqua e poi ci passiamo. Beh, direi che già una bellissima immagine, no? Si ha, Sì. cioè, veramente mi dispiace È appunto molto- che è un po' molto rovinata, bella. però è molto bella, sì. È venuta bene veramente, vedi. Adesso andiamo a girarla, ok? Dovrebbe essere dritta in questa maniera qua. Allora, andiamo a fare la stessa identica procedura. Qui sarà da fare un altro po' di punta fra un po'.
praticamente si spagliuzza ancora. Esatto. Da tutte queste telecamere che la stanno riprendendo. Sì, ci hanno detto prima gli amici del TD5. Pensa che doveva fare intervento a Trump. Sì. Hanno spostato. Ah. Ho detto Trump, attacca il Trump. Sono prima Dan.Nick. Niente, oggi ho un po' di rosevino, deve essere che queste temperature che vengono. L'altro giorno in Sicilia, anzi ne approfittiamo per salutare i nostri amici siculi, un abbraccio carissimo, un abbraccione proprio da Dan.Nick all'isola, una delle isole più belle che ci siano in Italia, la Sicilia. La Sicilia è un'isola bellissima, grazie a tutte quante che si sono iscritti dalla Sicilia. E c'erano 20 gradi, cioè ragazzi, estate praticamente, facevano il bagno. Vedi? Sì. È proprio stata mangiucchiata con il tempo, le intemperie, vedi? Mi sa che qua, socio, ci dobbiamo fermare. Fermare? Sì, qua sì, perché rischiamo di, di rovinarla, però siamo riusciti qualcosina a far venire fuori. Vedi? Sì. Abbiamo messo questo liquido qua, l'abbiamo messo qua dentro, ok? Non danneggia la moneta, lasciandola là, ok? Un paio di minuti. Lasciamo lì, sì. Insomma, reagire. E dopo, sciogliere un po' le costruzioni esatto, e ripulirla. noi andiamo a pulire la seconda moneta, ok? Sto cercando il buco giusto. Per il target è il numero 2 per second target, ok? yes. Questo sarebbe giusto. Vediamo se riesco a farla entrare questa. Allora, questa è una moneta a missione impossibile. Sì? Sì, Tom Cruise, ci vorrebbe Tom Cruise per pulirla, perché proprio non si vede quasi nulla, però noi proviamo, no socio? Sempre col solito sistema. Sempre il solito sistema. Allora, questa pagliuzzetta qua si fa togliere tutte le incrostazioni principali, ok? Vedete che già ripulendola così, in questa maniera qua, guarda cosa viene via. Sì. Guardate anche questa qua, socio bravo. Bravissimo, guardate come questa, la metto un attimo sopra questa, la stiamo lasciando lì per vedere. Si vede già come piano piano ci sono anche delle impurità. Hai visto? Sì. Che si sta sciogliendo piano piano. Vabbè, lasciamo qua e vediamo cosa viene fuori. Proseguiamo. Andiamo avanti. Ci sono delle impurità, ok, che tu vai a vedere e dici è terra, ok? E invece ci sono delle impurità che sono causate dall'ossidatura della moneta nel tempo. Delle volte proprio la fa sparire. Vedi per esempio questa qua che stiamo pulendo adesso, e si intravede adesso la testa di Vittorio. Vedi che si intravede. Questa è la classica moneta che col tempo si è ossidata, ha perso le sue scritte, ha perso alcune cose, però stiamo cercando di farle venire fuori. L'altro lato di queste qui. Ah, ci hai messo il liquido? Sì, Perfetto. preparate così lì, abbiamo girato un lato, Perfetto. lì che registra sull'altro lato. Sì, piano piano si inizia a intravedere qualcosa, però è molto No, rovinata. Sì. Sì. Andiamo a prendere la matitina, vediamo se riusciamo, però come si può intravedere da qua è molto incrostata. Allora, con questa, socio, non ci perdiamo neanche tanto tempo, perché si vede già ad occhio nudo che purtroppo, vedi? Purtroppo non ha neanche le scritte, molto rovinata. Vedi che si legge qualcosina, ma non... Vediamo che se riesco a leggere qualcosina con la lente. Vittorio Emanuele, adesso la giro, vedete che anche di qua è praticamente illeggibile. Temperino? Subito, pronto? Passi il Ecco temperino. Ecco qui. Via. Temperino che faccia un po' la punta. Vediamo con la pagliuzza cosa viene fuori qua, ma la vedo duretta, la vedo molto dura. Nonostante faccia il suo porco lavoro, questa pagliuzzetta, perché vedete come riesce a togliere già l'impurità. Nonostante faccia il suo sporco lavoro. Socio? Sì? Mi hai fatto prendere un colpo, grazie. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli amici follower di iscriversi al canale, di mettere un like se gli è piaciuto il video, nella descrizione della pulizia delle monete. Commentare, se c'è qualcosa che sbagliamo, scrivetelo pure sui commenti. Esatto, se avete qualche suggerimento, se ci volete far fare qualcosa, qualche impresa, scalare l'Everest, che ne so, andare in Islanda, nei ghiacciai, ditelo, che noi facciamo. Grazie a tutti, veramente.
Allora, socio, Sì? io non mi dilungherei più di tanto perché vedo che come si dice in inglese, non c'è trippa per gatti. Lo dirò in inglese, don't the trip for the cats. Vedi? Sì. Non, È quasi un liscione. Quasi un liscione. Questo è Cioè, quasi un proprio liscione. Poco. Quasi niente, quindi non mi dilungherei più di tanto su questa moneta purtroppo, ma vado a farne un'altra. Abbiamo tolto via la monetina, abbiamo posizionato l'altra monetina dentro. Allora, questo è il risultato, diciamo, Che finale. comunque non male. No, Si vede che comunque è un po' corrosa, me la giro dall'altra parte. Vedete, alla si fine è vede- pulita, dai, non male. Non male, no? Non male, guarda. Non male nel senso sì. Salve amici, ma soprattutto amici. Questa volta tocca a me ripulire la moneta. Oggi ci siamo cambiati i ruoli, no? In questo momento sì. Allora, come mi ha insegnato lei, Sì. abbiamo già messo il prodotto sulla moneta, Esatto. l'abbiamo un attimo ripulito e riparto subito con questa matitina, con la pagliuzza e andiamo subito vada, a ripulire. mi vada Io vado a a riprendere. ripulire per bene Esatto. la monetina, come mi ha insegnato lei. Guardi come la riprendo. Guardi, sto Cioè, cercando di fare ragazzi- il possibile di seguire le sue tecniche. Esatto. Guardi come... stiamo ripulendo un 5 centesimi spiga. Ok? Uno dei tanti che abbiamo trovato. Allora, possiamo dire una cosa, che a breve... A breve, cosa diciamo, sì, che a breve. faremo anche uno scambio. Sì? Uno scambio del campo. Sì? Una novità. Vai un po' a naso, nel senso che tu stai... Sì, sto cercando di imitare ciò che ha fatto lei, sto Bravissimo. praticamente scimmiottando le sue tecniche Non e capisco sto spero... scimmiottare, Scimmiottare vuol dire copiare. Va bene. Scimmiotto le sue tecniche, Facci tu. spero di... Senz'altro avrà delle belle Sì, recensioni. Delle me bellissime ne recensioni. diranno di tutti i colori, Fate la concentrazione sono molto concentrato. Sta provando a ripulire le monete. Lo stai guardando? Mi sta prendendo in giro? No, socio, tranquillo, continua. Sei partito però anche tu. Sì, no, ma è bravo, dai, bravo. Dice? Ringrazio, vado a ripulire bene tutti i piccoli particolari. Bravo, devo dire bravo. Mi vuole, guardi, per pulire bene l'anno, le do questo che è ancora più fino. ok. Vede, le passo i strumenti degli attrezzi, ancora più fino. Notare che il mio socio ci vede talmente bene che sta quasi ripulendo il tavolo invece della moneta. Adesso guardi. Con quegli occhiali lei Sì. mi sembra il Bruno Barbieri delle monete, eh? Guardi, adesso guardi, sto aprendo il morsetto qui per girare la monetina. Diamo un attimo una ripulita, la sto proprio scimmiottando per bene, lo sto Lei mi scimmiottando. sta leggermente Sì, prendendo sì, per sì. il culo, ma No, io spero che anche lei stia riprendendo bene come scimmiotto io. Guardi, E questo lato qui che devo dire, che trovo ecco qua il dritto, e questo sì, lato qui devo dire che è molto molto. messo male. Sì, Ecco qui. Adesso come mi ha insegnato lei, esatto. Tanto vediamo la nostra sì, monetina. sì, vado a sta- prendere la pagliuzzetta e vado a spagliuzzare, giusto? Mamma mia, io ho i brividi. Vero? Come i Ho famosi... subito. Ho preso un'altra ginocchiata. Vedo Penso che- che vado al pronto soccorso tra un po'. Vedo che lei mi ha insegnato bene. Sì. E sarà la prima e anche l'ultima lei moneta sta, che io sta prendo. vedendo come io inquadro, no? Sì. Qua e le ostruisco la vista Sì, perché lei non vede un piffero. Ma va benissimo. Però, vede? Ma bravissima. E lei mi fa anche della polvere, Vedo? no? Sì, forse dovrei Bravissimo. pulire, Lei perché... dovrebbe mi ha dato una craniata con Sì. il coso, però lei mi... Vede, ho preso anche la... Vedo, sono molto attento sui movimenti. Allora, posso dire una cosa? Può dire. Complimenti. Grazie. Complimenti. La ringrazio tantissimo. Complimenti, poi perché lei- dopo metteremo anche il nostro amico a pulire le monetine. Che dice? Esatto. Porchi, inutile che facciamo fatica solo noi, no? Eh sì, Poi- è lì 2 ore che sta fermo come una statua. Esatto, non lo facciamo vedere perché è nudo. È nudo, vero? È È nudo. Amici, venite a vedere il nostro video. Che vi mostreremo. Ed eccoci qui. Ed eccoci amici, venite numerosi. Yeah. Sul nostro canale YouTube sembravo quel famoso discografo. Ti ricordi? Sì, Social degli discogra- anni 90 per gli amici un po' più datati che ci seguono nel canale. Vai. Volevo vedere di utilizzare lo scalpellino. mi dicono. Esatto, lei mi piano piano mi va a grattare, esatto, quelle impurità che si sono formate con quella corrosione, quella, Non Sì, è vero. sfuggita, quella corrosione, sì. Però lei sta facendo, vedo che ha una buona tecnica. Buona perché- manualità. Sì, adesso la vado a riprendere
che ovviamente non la prenderò per il culo. Vero? No, ragazzi, sta per fine piedi. Sì, perché basta la sedia e ci vedo a spigolo, vedo proprio in maniera Voglio far presente che non è l'età. No, noi ci vediamo benissimo. Gli occhiali servono perché ingrandiscono ciò che si cerca di leggere qua. Esatto. E questo non è niente. Non sono i suoi occhiali. No, non sono i precisiamo miei. che sono i miei. Sì. Li uso io. Sì, quindi difatti non vedo niente. Io praticamente vado a spazzolare questo ciondolo e cerco di capire cosa c'è effettivamente dentro. Esatto. Andiamo a indovinare cosa ci sarà scritto su quella moneta. Allora, anche lei dice che mi devo fermare. Lei si insomma, fermi qua, noi sì. la mettiamo nel liquido. Allora, ok, mi prenda pure anche la telecamera, Esatto. quella lì. Prendo la monetina, che comunque vedo già che è abbastanza. Cosa dice? Me la metti un po' nella luce per Sì, piacere. scusi, perché vede. Sì, perché io ci tengo a queste cose qua. Sì, è un po' consumata, vedi? Sì, io la giro anche dall'altra parte. Sì. E qua molto Qua un po' meglio, meglio, sì. sì. Eccolo qui, vedi? Esatto. Qua molto meglio. La mettiamo lì dentro su quel famoso liquido che dovrebbe togliere le ultime... Liquido amniotico. Stiamo partorendo Sì, monetine. monetine. Esatto. Liquido amniotico e aspettiamo un pochettino. Intanto noi andiamo a bere il caffè, vero? Sì, socio? esatto. Vai. Adesso andiamo a ripulire questa monetina che è abbastanza messa benino. Sai che porca zozzola. Mi sa che non ho... La misura giusta? No, guardiamo qua. Finché io metto questa qua, riprendi quella, le abbiamo tolte dal liquido amniotico. Che non è male, per monetine così trattate male, non è male, però The Convent passa here. No, Questo il passa convento, passa esatto, questo. esatto. Eccolo qui. Il Vittorio, molto consumato, questo qui, molto, sì. Addirittura in questo lato qua non si legge quasi assolutamente nulla. Devo mettere per farsi un 18. Non ci sta. Bisogna- Non ci sta. Che fa? Me lo rifiuta il 18. Abbiamo posizionato a fatica la monetina, un grande lavoro. Grande lavoro trovare tecnico, la misura tattico. giusta, Esatto. quelle piccole misure leggermente strane. Dovremmo, come ha detto lei, trovare un attimino. Adesso vado sempre a spazzolare con la pagliuzzetta. Sempre col solito sistemetto, Esatto. sistema, matichina con paglietta. Anzi, chiederò agli amici di Metal Detector Shop, Sì. ok, se hanno questo fermaglio, diciamo, no? Così poi ve lo mettiamo anche in descrizione. Anzi, salutiamo anche gli amici di Metal Detector Shop. Un abbraccione, che ci seguite e ci supportate, giusto socio? Esatto. Quindi posso dirti socio? Dica. Complimenti, volevo farle i complimenti per aver pulito l'altra monetina in maniera eceberrima. La ringrazio, mi sono impegnato, Sì. io ho copiato tutto ciò che lei mi ha insegnato nei vari video, io proprio li ho studiati. Facciamo un sondaggio, socio. Sì. Amici follower, ma soprattutto Amici, amici, dateci un voto sulla pulizia del mio socio e sull'inquadratura mia. Credo che, allora, andiamo dall'1 al 10, però voi volete votare dall'8 al 10, per te. giusto? Sì. Ma c'è qualcuno che la sta osservando? Come uno che la Sì, fa? sì, nel suo fianco. Madonna, buongiorno. Vedo che è molto attenta a questa persona, a seguire, molto ferma, statica. Socio, Sì. non vorrei dire niente, ma mi sembra una pompeiana. È così molto attenta, Sì. con questa mano molto attenta sul viso che la sta proprio osservando. Quindi, osservando socio, mi puoi dire che questa signora di Pompei, quindi Sì. andiamo indietro di miliardi di anni, no? Esatto. Perché io la storia la so, detto che sono laureato in Sì, lei è laureato. pompeiano. Questa signora di Pompei, ok? Sì. Si è fermata Sì. per vedere le nostre pulizie delle monete? Esatto. Allora lei mi resta così e mi osservi se sto facendo. Poi la interrogo, mi raccomando. Andiamo avanti. Oggi do un'occhiata se trovo quel morsettino là, che era veramente buono. Lo prenderà su Temu? Temo che lo prenderò là. Sì. Se volete seguire le riprese, il corso di riprese del mio socio, vi lasciamo il link in descrizione. 4.000 euro in 10 minuti, voi farete le riprese tipo Spielberg sul Titanic. Un bacione. Un abbraccione. Un abbraccione anche, Sì, un sì, sì, abbraccione, un abbraccione, un meglio che bacione Sì, sembra, sì, sì. sembra più, no? Un abbraccione, caro. Attivati che se ne stringe. Allora, io qua. Devo dire che... Abbastanza bene Sì, questa, sì, abbastanza, sì, sì. abbastanza. Non gli davo pochi centesimi. Ma non tutte venivano bene una buona parte.
Questa è bella, socio. Questa Una buona parte. Una buona parte venivano bene, altre un po' meno. Vabbè, bagnuzzata qua, vediamo cosa ne esce. Lei una buona parte. La bagniamo una buona parte. Non è venuta male neanche questa. Adesso proviamo a metterla l'ultima e la mettiamo nel liquido Amniotico. perché noi abbiamo tutte queste cose, tutti questi segreti, la mettiamo qui dentro e attendiamo che faccia il suo corso, ok? Tanto diamo una piccola ripulita qua, E ci vediamo tra un paio di minuti. un paio di minuti, la mettiamo qua a socio, al centro, che si inquadra bene, eccolo qua. Abbiamo fatto questa monetina francese, ok, del commerce, aspetta che, Dite sì. dato la mia, Sì. so ben 18 lingue, 18. Si vede. Quindi Le Commerce Industrie del 1922, anch'essa tenuta maletto, molto maletto, perché qui ha tutte le incrostazioni, qui anche e qui lo stesso, qui ha preso anche una mezza botta da qualche parte, vabbè, purtroppo, e qui è proprio messa male perché come vedete ha subito con il tempo tutte queste incrostazioni e quindi si vede appena insomma come cosa c'è scritto, francese, compromesso. Dal tempo. Questo purtroppo vi metto davanti qua, anzi ve lo giro di qua, che è l'unica parte dove si vede, socio, Sì. Molto ma è bene. un liscione. Abbiamo letto che è un Umberto, Umberto. no, è un Vittorio, Sì. è un Vittorio Umberto. Abbiamo provato a pulirlo e poi abbiamo il nostro, come ultimo ma non ultimo pezzo, il 5 centesimi spiga, ok, del 1929, anche questo non tenuto benissimo, ma però vi abbiamo fatto vedere come riusciamo lo stesso a pulire. Anche oggi siamo abbastanza, anzi io direi che siamo più che soddisfatti, giusto? Cogliamo l'occasione per amici follower, Ma soprattutto amici siamo giunti alla fine. di questo video con il nostro amico esperto In pulizie delle monete Sì. ci ha dato dei grossi suggerimenti. grossissimi e con lui cosa diciamo? Ci salutiamo e ci vediamo come al solito domenica alle 13:30 su Sul pulizie delle monete. no, Ah, no. su YouTube. Ah, su YouTube. Ciao. Ciao amici, saluta. Cosa è successo, socio? Non so, è saltato. Sai cosa hai fatto? Non hai schiacciato play? Dici? Sì. Allora. Perché allora ritorniamo. Sporcala! Rimetti le incrostazioni! Rimetti le... Risporca! Questo si forte! Risporca! Sporca tutto! Amici, sto piangendo. Vedi, dopo dite che noi siamo seri. Allora, ripartiamo. Ripartiamo, che risporca. Lei metterà il prodotto per sciogliere. Sì. Allora, Perché sta piangendo? perché sono contento. Oggi sono contento sto piangendo di felicità oggi. Aspetta che mi asciugo le lacrime. Sono gocce di guarda.